Giornate da bollino rosso per il grande caldo, temperature elevate ben al di sopra dei 30 gradi, aumentate le presenze di personale sanitario per il pronto soccorso di Lavagna. Iniziati i lavori di rifacimento del manto in sintetico del campo 11 della Colmata a Chiavari. Sarà pronto entro la fine di agosto. Una volta terminato l'intervento, la struttura sarà regolamentare. Procedono in Val Carnella a Mezzanego i lavori di messa in sicurezza del corso d'acqua ostruito da una frana risalente al 2014, completati i 2 versanti con muraglioni di massi e cemento. Si conclude il centro estivo all'Oratorio di Moleone di Cicagna. Ieri la messa del Vescovo, questa sera lo spettacolo teatrale. Al centro della riflessione il tema dell'amicizia. Una fiaba che racchiude una critica ai poteri forti è Il Drago, l'opera di Eugenie Schwartz che sarà portata in scena a Rapallo dal Portico di Salomone giovedì sera, i fondi destinati ad Aleppo. Torna a Leivi la rassegna musicale Notti tra le note, primo concerto domani sera a San Lorenzo, 5 appuntamenti ad agosto sui sagrati delle chiese del comune. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi, prima giornata da bollino rosso per il caldo oggi in Liguria. Le temperature hanno diffusamente superato i 30 gradi con tassi di umidità su valori medi destinati però ad aumentare ancora nelle prossime ore. Nella cartina vediamo in grafica i dati delle temperature massime registrate dalla giornata di oggi delle centraline che fanno parte della rete Limet, il centro meteo Ligure. Vediamo valori tutti superiori ai 30 gradi, anche sul nostro territorio spunta il dato di 34,2 nella stazione di Pezzonasca, siamo in Val Fontana Buona, lo Spezzino, la zona della Liguria più calda con temperature che hanno sfiorato i 37 gradi, come ci fa vedere appunto la centralina in questione. L'ARPA questa mattina ha emesso un avviso meteorologico relativo all'ondata di caldo che interessa la Liguria e l'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale. Per oggi era atteso un disagio moderato, domani e giovedì diverrà invece elevato. Sentiamo a questo proposito come la ASL 4 è intervenuta, che cosa ha messo in campo per affrontare questa situazione. Sentiamo. Prima cosa, primo provvedimento, implementato le risorse di acqua, quindi le riserve, la distribuzione di acqua. Poi abbiamo implementato il personale medico e infermieristico in modo tale da poter nelle ore più calde avere maggior possibilità di visitare i pazienti, di fare le terapie e accorciare così i tempi d'attesa, anche perché purtroppo in questo periodo di caldo si aggiunge per noi anche un ulteriore importante incremento degli accessi determinati dal fatto che siamo una zona turistica. Chi sono i soggetti maggiormente a rischio in questa situazione e quali consigli dare loro? Allora, ovviamente i soggetti maggiormente a rischio sono i pazienti anziani che sono già fragili e cardiopatici, i pazienti che soffrono di patologie respiratorie, i bambini. Per quanto riguarda i consigli, ovviamente quello di evitare di uscire nelle ore calde, bere, assumere dei passi leggeri, evitare gli alcolici, più o meno gli stessi consigli, che però comunque nel corso degli anni hanno dato i loro frutti perché ormai la popolazione è consapevole dei rischi che corre, quindi si assiste sempre meno a dei comportamenti poco adeguati durante il periodo estivo. Qual è la situazione al momento al pronto soccorso? Ma al momento abbiamo avuto dei giorni di particolare picchi di flusso, però non abbiamo avuto delle importanti criticità, c'è stato qualche giorno con qualche attesa un po' più lunga, però non ci sono stati né momenti di disordine, momenti critici, insomma l'estate si sta affrontando con una certa serenità, con impegno costante di tutto il personale, vedo che la popolazione spesso si rende conto degli sforzi che facciamo. Molte volte si danno i consigli alle persone interessate, anziani e quant'altro. L'invito a volte è anche quello alle persone che stanno bene di aiutare queste situazioni. In questo caso può esserci un appello. Sì, ma comunque i nostri nonni sono già ben accuditi, sia quelli che vivono nelle strutture perché per problematiche familiari sono ben accuditi, che quelli che sono in famiglia, insomma la nostra è una regione anziana e quindi siamo abituati all'accudimento dell'anziano e tutti se ne prendono carico.
E prime conseguenze dell'emergenza caldo in tarda mattinata sulle spiagge liguri con il comando della Direzione Marittima di Genova, che ha ricevuto 3 segnalazioni per malori. La più grave è quella di un 48enne turista francese colpito da un infarto a San Fruttuoso di Camogli, prontamente raggiunto dall'idroambulanza assistita dalla motovedetta CP883. È stata trasportato via mare fino al porto di Camogli, dove era atteso da un'autoambulanza. Le sue condizioni sono risultate stabili, meno gravi invece le condizioni di un ottantenne e di una settantenne, entrambi in località di Moneglia, che hanno perso i sensi proprio per il caldo intenso. Le signore sono state immediatamente soccorse, si trovano in condizioni buone e sono state portate all'ospedale di Lavagna per accertamenti. Le raccomandazioni anche della Guardia Costiera sono di prestare attenzione durante la giornata, evitare di esporsi troppo al sole nelle ore calde e soprattutto bere tanta acqua. E nonostante il caldo sono iniziati nell'area di Colmata a Chiavari i lavori di rifacimento del campo A11, spazio nel quale si allenano la maggior parte delle squadre giovanili e non della città. Oggi è stato fatto il punto dall'amministrazione. Sentiamo. Approfittando della pausa estiva e in vista della ripresa delle attività sportive nei primi di settembre, sono iniziati i lavori di rifacimento al campo A11 della Colmata di Chiavari. Una struttura molto utilizzata sia dalle giovanili della Virtus Entella sia dalle squadre delle società calcistiche che militano nei diversi campionati locali. Il vecchio terreno di gioco, ormai usurato, sarà sostituito da un nuovo manto in sintetico di ultima generazione. Sarà omologato e regolamentare. Stiamo un po' scavando e riportando per avere la nuova quota d'imposta del campo, che avrà un tipo di drenaggio verticale, quindi un pacchetto di inerti da 20 cm e un nuovo sistema di drenaggio con dei drenaggi in diagonale e un drenaggio perimetrale. Sopra il sottofondo finito andremo a posare la nuova erba artificiale da 60 mm intasata in gomma. Una volta conclusi i lavori al campo si procederà alla messa in sicurezza delle recinzioni. Tutte le operazioni dovrebbero comunque concludersi entro il mese di agosto. I lavori stanno appena iniziati, ma crediamo di riuscire ad ultimare il tutto entro fine agosto, per dare la possibilità a tutte le società che fruiscono dell'impianto di poterlo utilizzare, considerando anche i tempi delle preparazioni delle società stesse. Siamo riusciti con il ribasso che dovrebbe uscirne a inserire anche il progetto di rifacimento completo delle recinzioni che tanti problemi dal punto di vista della sicurezza hanno dato negli anni scorsi. Questo intervento dimostra ancora una volta la sensibilità e l'attenzione dell'amministrazione verso lo sport. Grazie al lavoro del consigliere Cesaretti è stato possibile effettuare questi lavori straordinari di manutenzione nel periodo estivo, in modo tale che potranno essere usufruiti dai chiavaresi e anche dai non chiavaresi all'inizio delle attività sportive. E sono in corso i lavori di pulizia del greto del torrente Rupinaro a Chiavari. Durante l'intervento è stata rilevata una cavità di 30 metri cubi di volume all'altezza del ponte di via Descalzi, dovuta all'erosione dell'acqua. Il Comune ripristinerà la buca e la pavimentazione con una spesa di oltre 8.000 euro. Come emerge dall'albo apertorio comunale, l'amministrazione ha affidato l'appalto alla ditta Edil Ieno di Cogorno. Oggi è stata pubblicata la determina. Ed è stato approvato in Consiglio regionale l'assestamento di bilancio di previsione per gli anni 2018-2020, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. La manovra complessiva vale 87 milioni di euro. Con questo provvedimento, oltre agli adempimenti obbligatori, si effettuano alcune rimodulazioni della spesa che consentono, pur con risorse limitate, di far fronte ad alcune esigenze di spesa emerse nel corso dell'anno. Inoltre si adegua l'autorizzazione all'indebitamento per oltre 16 milioni di euro per finanziare ulteriori investimenti del Fondo Strategico Regionale, riducendo contemporaneamente il debito pregresso di oltre 32 milioni di euro. Inoltre si adeguano le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni di fondi statali e comunitari. Sempre nella seduta di oggi il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto generale per l'anno 2017. Le entrate dell'anno ammontano a 5 miliardi e 4 milioni di euro. Sono stati registrati impegni di spesa per complessivi 4 miliardi e 945 milioni di euro.
Sono aperte le iscrizioni al bando per l'ammissione ai nuovi corsi di laurea per infermiere e fisioterapista che partiranno in autunno nella sede del Polo Didattico Universitario attivo al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via internet entro le 12 di giovedì 23 agosto utilizzando il portale studenti dell'Università di Genova al sito www.studenti.unige.it. Copia del bando si trova anche sul sito istituzionale della ASL 4 Chiavarese. Andiamo adesso in Val Carnella, a Mezzanego, dove procedono i lavori di messa in sicurezza del corso d'acqua ostruito da una frana risalente al 2014, completati i versanti con 2 muraglioni di massi e cemento. Vediamo. Hanno iniziato a realizzare le scogliere, dopodiché seguirà una serie di interventi di ingegneria naturalistica sul versante e se tutto va bene direi che nella primavera dell'anno prossimo abbiamo terminato. Procedono a ritmo spedito a Mezzanego i lavori di messa in sicurezza del torrente Carnella, il rio che attraversa l'omonima valle, il cui letto nel 2014 era stato ostruito da un movimento franoso che aveva creato una sorta di diga. Uno sbarramento consistente e pericoloso, tanto che il sindaco aveva dovuto firmare un'ordinanza di sgombero in caso di allerta meteo per gli abitanti di alcune case della frazione di Prati di Mezzanego che si trovano a valle della frana. Ora il provvedimento è stato revocato a seguito dei lavori partiti alcuni mesi fa e che prevedono ora, dopo il completamento della massicciata di pietre e cemento a protezione dei 2 versanti, la realizzazione di strutture di contenimento secondo i principi di ingegneria naturalistica. In precedenza i lavori hanno visto l'utilizzo di una ruspa che ha realizzato la strada di accesso al greto del corso d'acqua e successivamente ha proceduto alla rimozione del materiale franato, terra, alberi e vegetazione che bloccavano il regolare deflusso dell'acqua. La strada della Val Carnella era stata colpita nell'alluvione del 2014, si era creata una diga con un lago nel torrente con conseguente ordinanza per le abitazioni situate sul fondovalle di Prati di Mezzanego. Con questo intervento andiamo a mettere in sicurezza questo tratto del torrente. È un progetto di 4 anni fa, un finanziamento ottenuto sulla difesa del suolo dalla Regione 3 anni fa, il quadro economico è di 800.000, i lavori sono circa 500.000. La cronaca: un 41enne genovese già conosciuto alle forze dell'ordine è stato arrestato per spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Recco, a conclusione di un servizio mirato al contrasto dello smercio di stupefacenti, lo hanno trovato in possesso di 1,3 kg di hashish suddiviso in 13 panetti da 100 grammi ciascuno, contenuti in un borsone da palestra. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. I quasi 70.000 ministranti, voltiamo pagina, di età compresa tra i 13 e i 23 anni hanno incontrato oggi in una grande udienza Papa Francesco in piazza San Pietro, il culmine del loro 12° pellegrinaggio internazionale che quest'anno si svolge sotto il motto "Cerca la pace e perseguila". E la pace è il dono del Signore che ci trasforma affinché noi, come membri del suo corpo, possiamo provare gli stessi sentimenti di Gesù. Queste le parole di Papa Francesco che ha risposto alle domande di 5 ministranti durante l'incontro di questo pomeriggio. Rispondendo alla prima domanda postagli da un giovane lussemburghese sulla pace, il pontefice ha sottolineato che l'impegno concreto per la pace è la prova del fatto che siamo veramente discepoli di Gesù. La ricerca della pace comincia dalle piccole cose. L'incontro di quest'anno coincide felicemente con la memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, ordine a cui appartiene il pontefice. Uno sguardo è stato rivolto anche al prossimo Sinodo dei Vescovi, dedicato ai giovani e alla GMG di Panama. Durante l'udienza, prima delle parole di Francesco, si sono alternate testimonianze, canti e balli. Al pontefice sono state donate da 3 ministranti le insegne del pellegrinaggio, tra cui il tipico foulard della CIM, l'unico di colore bianco, fatto apposta per lui. E continuiamo a parlare di giovani, ma veniamo in diocesi. Si è conclusa l'esperienza estiva per 114 giovani coinvolti dall'oratorio di Monleone di Cicagna. L'amicizia è stato il filo conduttore del mese vissuto insieme. Coinvolti anche 30 animatori e numerosi volontari. Ieri la messa del vescovo. Sentiamo. È scritto anche in giapponese, Amicizia, perché una delle storie sulle quali i ragazzi hanno riflettuto era ambientata nella terra del Sollevante. Il tema ha fatto da filo conduttore per tutto il mese in oratorio a Monleone di Cicagna. Nella sua omelia il vescovo ha ricordato il sogno di San Paolo, una chiesa di amici, una grande famiglia di amici. E poi l'invito a tenere nel cuore un amico speciale, unico, Gesù. Gesù ci ha detto le cose più belle, ci ha detto che il Padre ci ama, che
ci ama noi come ama lui il figlio, ci ama sul serio. Nessuno ci poteva dire queste cose, ma lui le ha dette. E non basta, ha detto: non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Gesù ha dato la vita per noi. Se Gesù è nostro amico, ha proseguito Monsignor Tanasini, andare a messa non deve essere una tristezza o un momento per annoiarsi. Il Vescovo ha chiesto ai ragazzi di farsi portatori di questo messaggio. Voi giovani, voi piccoli, fate in modo che sia sempre un momento di gioia. Perché? Perché incontriamo l'amico che ci parla, che continua a parlarci e continua a darci se stesso. I ragazzi del centro estivo di Monleone hanno capito il valore dell'amicizia e i canti della messa sono stati proprio espressione di gioia. È stato un mese intenso per tanti giovani e per i loro animatori. Devo dire che è tanti anni che ormai c'è questa esperienza e anch'io sono tanti anni che faccio l'animatore, ma ogni anno è sempre un'emozione nuova, è come se fosse sempre la prima volta. Arrivi a fine mese che ovviamente la stanchezza la inizi a sentire, però ti lascia sempre un'emozione non da poco, ecco. E atto conclusivo dell'estate all'oratorio di Cicagna sarà lo spettacolo teatrale di questa sera in programma al Teatro di Monleone. I bambini porteranno in scena un piccolo musical sul tema dell'amicizia preparato durante questo mese attraverso laboratori e tante prove. L'ingresso della serata è libero. È una fiaba per bambini che racchiude una critica ai poteri forti. È il messaggio di Il Drago, opera dello scrittore russo Eugenie Schwartz, che sarà portata in scena a Rapallo dalla compagnia Il Portico di Salomone. L'appuntamento è per giovedì 2 agosto alle 21:30 a Villa Tiguglio. Abbiamo intervistato 3 giovani attori. Sentiamo. In che cosa consiste l'opera Il Drago che porterete in scena ai primi di agosto? Sì, l'opera Il Drago è stata scritta nel 1944 dall'autore russo Eugenie Schwartz e narra le vicende di una città soggiogata ormai da generazioni e al potere di un drago che tiraneggia su di essa. Di fronte alla rassegnazione del popolo nei confronti di questo potere irrompe un imprevisto, che è l'arrivo del prode cavaliere Lancellotto, che spinto dai suoi ideali, diciamo, di cavalleria e dal suo amore per la bella Elsa, decide di sfidare il drago a combattimento. Quindi quale vuole essere il messaggio di Schwartz? L'autore ci tiene a sottolineare che il potere non riguarda solamente gli altri o i potenti della terra, ma è un tema che riguarda ciascuno di noi. Per un vero cambiamento della società sarà necessario prima di tutto un lavoro su se stessi, un cambiare se stessi. È un tema molto attuale anche al giorno d'oggi, non solo quindi riferito alle dittature degli anni 40. Che lavoro di preparazione c'è stato dietro? Ormai sono tanti mesi che ci lavoriamo, perché da ottobre che è cominciato il lavoro, che ha coinvolto un gruppo di 36 ragazzi attori più una decina di adulti, di nostri amici adulti, che ci hanno aiutato con tutta la parte organizzativa e anche burocratica per quanto riguarda la messa in scena che porteremo il 2 agosto. Ci ha impegnato tutti per 2 sere a settimana. Si è venuta anche a creare una sinergia, un'amicizia anche fra tanti sconosciuti, perché ormai, avendo noi una storia di 8 anni, di anno in anno abbiamo sempre maggiori richieste di partecipazioni sia come attori che come proprio aiuti esterni e collaborazioni allo spettacolo. Il ricavato come sarà utilizzato? Il ricavato della serata, come ormai da 2 anni, sarà devoluto per le opere di padre Ibrahim ad Aleppo. Ormai con padre Ibrahim è nata un'amicizia e quindi anche quest'anno ci teniamo a sostenere quello che lui sta facendo insieme agli altri francescani in Siria. La compagnia I Senza Pretese di Seste Levante ha portato in scena nei giorni scorsi la commedia teatrale Che veut un po' de fantasia. La serata si è tenuta al Teatro di Casa Caritas in via Marana Chiavari. Gli attori stanno calcando diversi palchi del territorio, ma l'appuntamento di sabato scorso era dedicato a Telepace. I fondi sono stati infatti devoluti alla nostra emittente. La commedia ruotava sulle divertenti vicende di una famiglia genovese che decide di partire per le vacanze. Un grazie agli attori che da tempo si preparavano alla messa in scena dello spettacolo con un pensiero speciale alla nostra emittente.
E da oggi i neocacciatori saranno esentati per il primo anno dall'obbligo di pagamento della tassa regionale. La decisione è stata presa dalla Regione per invertire il trend di calo del numero dei cacciatori in Liguria, passati da 20.000 di 6 anni fa agli attuali 15.000. Ogni anno, ha spiegato l'assessore Stefano Mai, in Liguria vengono abilitati circa 200 neocacciatori e l'importo della tassa è di circa 90 euro. La Regione preferisce dunque rinunciare ad un introito di circa 18.000 euro annui per incentivare l'attività e il ricambio generazionale. I cacciatori, conclude Mai, sono fondamentali per la tutela della biodiversità, del territorio e delle attività agricole. La cultura adesso, sono 5 quest'anno gli spettacoli inseriti nella rassegna musicale di Levi Notti tra le note. Si inizia domani sera sul Sagrato della Chiesa di San Lorenzo con il concerto dei Buddy Bolden Legacy Quartet dal titolo Sulle tracce del primo re del jazz. Vediamo. Torna a Levi la rassegna di concerti musicali Notte tra le note. Saranno i sagrati delle 4 chiese di Levi, San Rufino, San Bartolomeo, il Curlo e San Lorenzo e il piazzale, antistante la torre medievale, a fare da cornice ai 5 concerti che caratterizzano l'edizione 2018. Appuntamenti con la musica sotto le stelle per un'ottava edizione che vede alternarsi sul palcoscenico diversi gruppi che proporranno generi musicali diversi, dal jazz del primo appuntamento, domani sera sul Sagrato della Chiesa di San Lorenzo, fino alla classica e la lirica, passando per la musica cantautorale della Roberto Frugone Band. Ognuno svolge una parte, uno stile, chi è orientato verso il jazz e chi è orientato verso il canto lirico classico, e quindi sono ruoli diversi ma di uguale importanza. 5 concerti da assaporare al fresco della collina leivese. Abbiamo il 1° agosto col Buddy Bolden Legacy Quintet, il 9 agosto alla Torre di Levi con Roberto Frugone e la sua banda, il giovedì 16 agosto col titolo di Virtuosismo e il bel canto con protagonisti Francesca Benitex soprano e Dario Bonuccelli pianoforte, giovedì 23 agosto con un interessantissimo programma dove il titolo è Le 8 stagioni di Vivaldi, cioè le prime 4 classiche, quelle autentiche, e poi una rivisitazione di Astor Piazzolla, sempre delle 4 stagioni di Vivaldi. E per finire, martedì 28 agosto, abbiamo un open stage. Che cosa si intende per open stage? Un palcoscenico aperto a chi si propone nelle realtà musicali e quant'altro dello spettacolo del nostro territorio. I protagonisti di questa serata saranno Alberto voce e chitarra e Franco Trabucco pianoforte. E restiamo a parlare di musica. Continua la raccolta di solidarietà portata avanti dalla banda di Rapallo a sostegno del complesso bandistico Città di Norcia, in forte difficoltà dopo il terremoto dell'ottobre 2016. In occasione del concerto proposto questa sera alle 21:30 in piazza Davico a Rapallo, diretto dal maestro Daniele Casazza, verranno raccolte offerte che gli stessi componenti del sodalizio porteranno a Norcia il 15 e 16 settembre insieme ai musicisti della banda Giovanni XXIII di Ceranesi nel Genovese, altra sostenitrice dell'iniziativa. È notizia che leggiamo sul nostro sito internet. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti previsti per la giornata di domani. Vediamo. Appuntamenti in agenda per mercoledì 1 agosto. Continua il Festival Sestri Levante in Danza 2018 nella città dei Due Mari. Dalle 19 alle 20 nella Baia delle Favole ci saranno la Sea Bar, una lezione di sbarra di fronte al mare e molte altre iniziative. In piazza Ravenna a Lavagna, a partire dalle 20:30, si terrà l'iniziativa Sotto le stelle in monopattino, a cura dell'Arci Ragazzi Tigullio. La conferenza a cura di Eleonora De Stefanis, il monastero di Bobbio nel Medioevo, storia, archeologia e mito, si terrà alle 21 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante. Alle 21, in piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure, si terrà Buonanotte con le favole, un laboratorio di lettura per bambini a cura di Il Pippi di Vittoria Brioschi. La compagnia teatrale Il Palcoscenico presenta lo spettacolo La neve di Zio Anselmo, alle 21:15 in piazza Marconi a Sesto Godano. Nella tensostruttura colmata a mare a Chiavari, alle 21:30 sarà proiettato il film Mio cugino Vincenzo di Jonathan Lynn, nell'ambito della rassegna cinematografica L'apparenza inganna, percorsi esilaranti di autodifesa. Alla ricerca delle sirene, Nicola Lesini in concerto a Chiavari in piazza Gagliardo, alle 21:30.
Nell'ambito della quarta edizione di Donne in Jazz, alle 21:30 in piazza Caprera Santa Margherita si esibirà il gruppo Nina Papa Quartet. Chiusura notizie di sport. Sabato a Lavagna, nello specchio d'acqua davanti ai bagni Lido, si è conclusa la terza edizione del torneo Fantasy Memorial Rosaura Pettorino di pallanuoto giovanile organizzato dal CSI. 4 giorni di partite che hanno visto scontrarsi 10 squadre. Si sono aggiudicati il torneo imbattuti i clorolesi, assegnati anche premi speciali ai migliori atleti scesi in acqua. E vediamo proprio la foto di gruppo dei giovani atleti che hanno disputato questo torneo. Con questa notizia di sport si conclude questa edizione di Tiguglia Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello, poi 12:45 la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.